Oggi un'importante inaugurazione, una rotonda fondamentale per i cittadini e per tutta la viabilità. Sì, oggi consegniamo un'opera strategica molto attesa da parte dei cittadini e dagli utenti della strada che la percorrono ogni giorno. Attraverso questo intervento noi andiamo a rispondere a un'esigenza molto sentita dai residenti di messa in sicurezza della strada, nel senso di rallentare il traffico, ma anche di ridurre i tempi di attesa per l'attraversamento dell'incrocio. Quindi siamo molto soddisfatti di essere arrivati appunto al termine di questo intervento. Ecco, un'intesa tra provincia e comuni che sembra funzionale per la realizzazione di queste opere importanti per la viabilità. Sì, una forte collaborazione appunto tra Comune di Corvignano e Provincia di Treviso che oggi vediamo in questa opera, ma è una collaborazione che va indietro nel tempo, perché questa è la terza rotatoria che noi inauguriamo a Corvignano, più a est ce n'è una all'incrocio tra le provinciali 71 e 43 e poi abbiamo quella a Ponte della Muda sulla statale 13.